I donatori di sangue sono una realtà che si colloca nella cultura della solidarietà e l'associazione dei donatori di sangue è complessa e articolata in tutto il territorio nazionale. Siamo a Latisana e incontriamo proprio il presidente dell'Avis di Latisana. Si chiama Daniele Driol, dirigente nella vita di un ufficio postale del territorio veneto e uomo di sport anche e soprattutto uomo di solidarietà. Che cosa significa, Presidente, l'Avis in un piccolo centro però significativo come Latisana? Intanto ringrazio per la vostra disponibilità di avermi dato questi 5 minuti per parlare dell'importanza del dono che c'è oggi. Allora, la realtà come nella Tisanese diciamo che è molto sentita la donazione. Infatti nel comune di Latisana, oltre alle 3 sezioni dell'Avis, c'è anche la sezione della FIDS, quindi ci sono 4 associazioni di donatori di sangue. Io rappresento l'Avis del comune di Latisana, della comunale di Latisana, dove sono presidente dal gennaio di quest'anno, un direttivo di Unici Ragazzi Giovani che stiamo lavorando discretamente bene. Oltre a promuovere la donazione del dono del sangue, che è una cosa importante, in quest'ultimo anno abbiamo collaborato molto con le varie manifestazioni sportive che ci sono state nella Tisanese e non, quindi collaboriamo per... Io mi permetto di ricordare comunque che il Presidente è anche Presidente del Bologna Club Friuli. Beh, quello sì, da 55 anni, quello è il DNA del Bologna è nel DNA da 55 anni, quindi tradizione che si tramanda dal papà. E quindi sì. Tornando ai donatori di sangue, c'è un pubblico, lo chiamo pubblico, giovanile che accetta l'idea di offrire il proprio sangue? Stiamo lavorando su quello, abbiamo fatto degli incontri con le scuole, ritorneremo adesso che è iniziato l'anno scolastico nelle scuole, appunto ai ragazzi, per insegnare ai ragazzi per l'importanza del dono del sangue, perché il sangue, come si sa, non si compra e non si fa, solo noi possiamo donarlo a un'altra persona, quindi è una cosa molto molto importante questo gesto che bisogna fare perché adesso con le riaperture delle operazioni, finito l'emergenza Covid, c'è tanto bisogno di donazione di sangue, di sangue. Mi sto chiedendo anche il pubblico, continuo a chiamarlo così, straniero, i donatori possibili stranieri, anche per le criticità che possono dimostrare, per esempio, il mondo musulmano, se trovate riscontro tra gli stranieri o se la donazione è un fatto tipicamente italiano e in questo caso friulano e artisanese. No, grazie, fortunatamente abbiamo diversi donatori anche stranieri, quindi non molti, però su 160 iscritti ne avremo una ventina. Non sono bloccati da remore religiosi, islamismo. No, molto libertini, quindi è un'associazione di volontariato, nessuno è obbligato a fare questo gesto, vengono tutti di propria spontanea volontà, è un gesto volontario, gratuito, quindi la gente viene volentieri. Progetti per il futuro? Ci sono diverse cose in cantiere che stiamo facendo, adesso per il momento siamo fermi perché abbiamo, come ripeto, abbiamo avuto da gennaio fino a un mese fa diversi mesi pesanti di lavoro, adesso fino a, credo, fine anno siamo fermini, però da gennaio riprenderemo a fare i nostri programmi. Anche diciamo c'è stata una soddisfazione che dalle ultime report che abbiamo avuto, la nostra associazione ha avuto un incremento di 57 donazioni rispetto allo scorso anno, che è un numero notevole con i donatori che abbiamo, quindi il lavoro alla fine paga quello che abbiamo fatto, ci sta pagando i nostri sacrifici. Grazie Presidente, buon lavoro.